Hanno messo le loro esperienze a confronto, da Mestre a Venezia fino a Firenze e Parigi. Uomini e donne che hanno riscoperto il gusto di comunicare e comprendersi, di aiutarsi e divertirsi, di fare comunità. Le chiamano portinerie di quartiere, ma sono molto di più. Sono un welfare di prossimità, uno stato sociale che viene dal basso. È un momento di aggregazione, è un luogo dove ci si può trovare, dove in qualche maniera arrivano delle richieste, soprattutto di persone anziane, che hanno delle piccole problematiche che cerchiamo di risolverle insieme. Da noi al momento le portinerie di quartiere sono 3, a Venezia, Mestre e Chioggia, ma nell'ultimo anno hanno già totalizzato più di 12.000 accessi. A tenere le fila varie associazioni e tanto volontariato. Il CAV CSV è il coordinamento delle associazioni di volontariato, un ente senza scopo di lucro che promuove e rafforza progetti come questo. Portando avanti anche delle iniziative concrete di territorio, di prossimità che coinvolgono la comunità, le reti associative, le piccole realtà territoriali. Il terzo settore è complessivamente considerato in un ruolo diverso che non è più solo al servizio ma che è di sviluppo delle comunità. Un anno fa il taglio del nastro della prima portineria di quartiere di Mestre, in un quartiere non facile, il quartiere Piave. Offriamo servizi e attività in forma gratuita, raccogliamo le donazioni liberali che ci vengono offerte dagli utenti, ma soprattutto vogliamo essere un punto di riferimento nel quartiere, un punto di ascolto e incontro per le persone del quartiere.